Come ogni anno il Consiglio regionale del Veneto celebra la giornata del ricordo, lo fa in maniera non formale, non retorica, con approfondimenti, con momenti di appunto anche raccoglimento ma trasmissione della memoria storica, quindi una cosa che assolutamente deve essere patrimonio di tutti. Una cosa che però mi sento di dire, visto anche in che periodo ci troviamo anche dal punto di vista televisivo, sarebbe bello che la giornata del ricordo, il 10 di febbraio, venisse ricordata ad esempio a Sanremo, facendo presente chi era Sergio Endrigo, ricordando Sergio Endrigo, magari anche con la canzone 1947, per far capire che personalità di assoluta fama mondiale non sempre vengono ricordati come esuli istiano-dalmati. Quindi Sanremo potrebbe sicuramente prendere questa occasione per celebrare bene la giornata del ricordo ricordando Sergio Endrigo. Mio padre ha scritto questo volume, l'ha pubblicato nel 92, quindi c'è stato il crollo del muro di Berlino e finalmente si è cominciato a poter parlare liberamente, e soprattutto le forze politiche lo hanno consentito, di una vicenda oscura che è quella appunto dello sterminio, della cacciata degli italiani dalle terre della Dalmazia, dell'Istria e della Venezia Giulia, di una parte della Venezia Giulia, ad opera dei partigiani di Tito e di Tito, quando dopo il 43, quindi nel 44, tutte quelle terre vennero invase e gli italiani vennero o sterminati o cacciati. Tito faceva comodo alle potenze vincitrici perché all'epoca era a capo del movimento dei non allineati e dava del filo da torcere con la sua opposizione alla Russia, dunque all'Unione Sovietica. Dunque bisognava tenerselo buono, ingraziarselo, e non si potevano commentare, far venire alla luce, diffondere i crimini che aveva perpetrato contro gli italiani. Tito aveva dato disposizione agli alleati di radere completamente al suolo questa fastidiosissima spina nel fianco, perché Zara, italianissima, era un enclave in territorio straniero, naturalmente era circondata dal resto delle terre della Dalmazia, ma Zara appunto fino ai tempi della Serenissima era un baluardo della Repubblica di Venezia ed aveva la maggioranza assoluta di popolazione italiana su 25.000 abitanti, la maggioranza assoluta era di italiani. Il libro in questione parla delle tragiche vicende subite dalla famiglia, lo sterminio di alcuni suoi membri assolutamente innocenti e anche delle farse giudiziarie che vennero imbastite a posteriori dal regime comunista per giustificare quello che si era verificato un anno prima. Poi comunque la vicenda imprenditoriale della famiglia prevede questa sequenza: profughi da Zara, i Luxardo superstiti si trovano a Venezia, proprio qui vicino. Inizialmente abitavano dalle parti di Santa Fosca, poi si trasferiscono a Padova perché nel frattempo avevano individuato un sito adatto per la nuova produzione sui Colli Euganei a Torreglia, dove ci troviamo tuttora. A differenza di mio cugino che ha scritto il libro, Nicolò, non ho vissuto la separazione della famiglia, cioè il suo padre Piero che è rimasto a Zara, l'altro Nicolò che si è fermato sull'isola di Selva insieme alla moglie, e il resto della famiglia, donne e bambini, che hanno continuato per Pola e poi Trieste. Quelli si sono salvati tutti, i tre, i due sull'isola di Selve e Piero a Zara sono scomparsi e non si è mai più saputo niente. Noi naturalmente abbiamo cercato, soprattutto il figlio ha cercato per anni documentazione, ha cercato le tombe, ha cercato sulle isole testimonianze, mai niente. L'unica speranza è di avere che gli archivi di Belgrado, quelli militari e quelli dei servizi segreti, finalmente si aprano, perché lì probabilmente c'è una documentazione di ciò che è successo. E adesso cosa facciamo? Cerchiamo di riaprire le scuole italiane in Dalmazia. In Istria ci sono, a Fiume ancora di più, in Dalmazia non l'hanno mai lasciate aprire. Abbiamo aperto da 4 anni, proprio grazie anche alla collaborazione della Regione del Veneto, il nuovo asilo a Zara, che si chiama l'asilo Pinocchio, l'ha citato anche il Presidente Ciambetti, e adesso speriamo di poter aprire una prima alimentare in una scuola locale dove almeno 5 o 6 ore alla settimana si insegna in italiano. Sono piccoli passi legati all'Europa.